cosa, ma dicendola veramente dal profondo del cuore di una persona che fa lotta da una vita. Credo che bisogna fare un'oltranza seria, cioè andare a Roma e non muoversi più. Io credo che sia importante quello che dice Mariano Ferro, dice fare un'oltranza per l'indipendenza, perché se non è possibile bisogna fare come vuole il popolo. Grazie a tutti. Ringraziamo i fratelli siciliani che sono venuti a trovarci e come noi d'altronde siamo andati a trovare loro quando erano in assemblee di questo tipo. Andiamo avanti con gli interventi. Cristiano Sabino a Marca Prosa Indipendenza. Lavoratori sardi, lavoratrici sarde, siamo qua davanti nella tana del lupo, siamo qua davanti, politici pagati che prendono 20.000 euro per fare gli interessi delle multinazionali e saccheggiare il nostro territorio, siamo qua davanti. Ieri ci hanno detto domani andate a fare una manifestazione e noi abbiamo risposto no, domani andiamo a iniziare una rivoluzione, perché qua non è più ora di manifestare, qua è ora di trasformare completamente la nostra vita, qua è ora di trasformare completamente la nostra società, il nostro paese. E siamo venuti qua davanti dopo aver toccato uno per uno i punti dolenti, i punti dolorosi della nostra terra. Siamo andati al centro Sardegna, dove i paesi negli ultimi 10 anni hanno perso la metà dei loro abitanti. Siamo andati nel Sulcis, che all'inizio del Novecento veniva chiamata la Parigi della Sardegna, dove lavoravano belgi, francesi e inglesi, e oggi c'è il 60% di disoccupazione perché hanno portato via anche le pietre. Siamo andati a Porto Torres, dove qualche anno fa lavoravano molti operai e dove oggi per gli interessi delle multinazionali non soltanto le fabbriche stanno chiudendo, ma hanno distrutto tutto l'ambiente, tutto il territorio e hanno compromesso qualunque alternativa del territorio, la pesca, la pastorizia, l'agricoltura, perché nell'aria e nella terra loro hanno portato via i soldi e ci hanno lasciato il benzene e ci hanno lasciato la morte chimica e oggi vanno via e portano i soldi dopo aver saccheggiato per 10, 20 anni, 15 anni, dopo aver fatto gli interessi delle multinazionali. E oggi siamo venuti qua non per finire un percorso, ma per iniziare una strada, per iniziare una nuova, per scrivere una nuova pagina. Oggi migliaia di persone, nonostante la censura dei giornali italiani, dei giornali che non hanno seguito questa vicenda, ci siamo trovati qua in migliaia, nonostante i sindacati abbiano gettato fango su questo sciopero, abbiamo risposto in migliaia, siamo venuti qua, molti rinunciando a una giornata di lavoro, perché un operaio che sciopera perde 50 euro della giornata che fanno la differenza tra pagare l'affitto e non pagare l'affitto. Perché un lavoratore che lavora ore, un lavoratore di una piccola impresa in fallimento, chiudere il negozio, chiudere il laboratorio artigiano significa non arrivare a fine mese, eppure oggi ci siamo dati appuntamento qua per lanciare un messaggio chiaro e netto. Voi da qua ve ne dovete andare, perché l'assemblea del popolo sardo siamo noi e non siete voi. Siamo tutti quanti insieme. La consulta rivoluzionaria è un blocco sociale, è un blocco di popolo, è un blocco fatto da gente che la mattina si alza presto per andare a lavorare e che non dorme la notte per le preoccupazioni che ha sul posto di lavoro, perché ha paura di perdere quel poco che ha. E questo ci rende forti,
Forti perché noi siamo gente che ha qualcosa da perdere, non siamo disperati o quattro alcolizzati come hanno scritto in qualche giornale. Noi siamo il popolo lavoratore sardo, siamo gente che ha la schiena dritta, siamo gente che ha dignità, siamo gente che ha un progetto di cambiamento immediato. Allora, oggi siamo qua davanti per dare un messaggio preciso. Se l'Italia ha 2000 miliardi di debiti, questo non riguarda il popolo sardo, perché l'Italia è 150 anni che sta devastando e saccheggiando il nostro territorio. Ci hanno rubato perfino la legna per fare le traversine della rete ferroviaria del nord. I vostri debiti pagateveli voi, perché noi non ci abbiamo mai guadagnato niente dal vostro benessere o dalle vostre speculazioni finanziarie. I vostri debiti per noi sono assolutamente nulli. Piuttosto diciamo allo Stato italiano, oltre ad avere debiti con la Germania, con la Francia, col Fondo Monetario Internazionale, con le grandi banche di speculazione, avete anche un debito nei nostri confronti che vogliamo risolvere subito. Ci dovete dare immediatamente 10 miliardi di euro che ci dovete, con gli interessi, perché ci servono per rilanciare la nostra economia. E questo lo vogliamo subito, e non lo diciamo a Roma. Noi non andremo a Roma a far valere i nostri diritti, perché la nostra battaglia è qua, su questa terra, su questo paese, davanti a questo palazzo che ci dobbiamo riprendere, che dobbiamo espugnare. E diciamo una cosa chiara ai sindacati e ai partiti italiani che hanno fatto gli interessi dello Stato italiano, che hanno fatto gli interessi delle multinazionali. Voi davanti a noi avete una sola cosa da fare: dovete sgombrare il campo, perché non abbiamo un giorno da perdere, perché dobbiamo applicare delle leggi importanti, perché non dobbiamo più permettere il drenaggio e la fuga di capitali al di fuori della nostra terra. Vi siete venduti tutto, avete venduto le nostre case, avete venduto la banca, il Banco di Sardegna l'avete regalato al Banco dell'Emilia Romagna, avete venduto le nostre miniere, avete venduto i campi più fertili per far costruire dei campi fotovoltaici e dei campi eolici che portano via ogni anno centinaia di milioni di euro dalla nostra terra. Avete regalato 500 milioni ad Aremone per costruire 4 carceri speciali per far entrare i mafiosi, e siete responsabili voi. E adesso è inutile che il signor Mauro Pili, che il signor Cappellacci, che il signor Soru giochino a fare difensori della terra, buttando qua e là qualche parola in sardo, perché vi abbiamo sgamato, vi abbiamo scoperto. Voi siete parte del problema e non della soluzione. Chi pensa che le cose possano cambiare sui tavoli di trattativa, come dicono oggi sull'Unione Sarda, la Coldiretti, la Confindustria, la Confartigianato e tutte le altre associazioni dei servi, chi pensa che le cose possono essere cambiate col piattino dell'elemosina non ha fatto i conti con la dignità di cui è capace questo popolo, perché siamo un popolo tranquillo, siamo un popolo pacifico, siamo un popolo accogliente, ma non pestateci i piedi, perché altrimenti sono cazzi amari. Oggi noi abbiamo una responsabilità storica, 200 anni fa
200 anni fa le popolazioni del Meilogu si ritrovarono insieme e abolirono i diritti feudali. Bessude, Cheremule, Tiesi e altri paesi si incontrarono e abolirono i diritti feudali. Se non è oggi, sarà domani, ma non deve essere un giorno troppo lontano. Dobbiamo sederci in un tavolo, guardarci negli occhi, prendere in mano il nostro destino e abolire i diritti coloniali, e abolire le obbligazioni di Equitalia, e abolire la servitù delle banche straniere, e abolire gli interessi delle finanziarie. Dichiarare per legge decaduti i privilegi dei nuovi feudatari. Dichiarare abolite per legge i privilegi dei nuovi feudatari. Scrivono sull'Unione Sarda e sulla Nuova Sardegna, lo dicono ai giornali, non si può fare, bisogna chiederlo a Roma. Questo non è una bella idea, certo, condivisibile, ma non si può fare. Bisogna chiedere a Bruxelles. Certo, è una bella idea, ma non si può fare. Bisogna chiedere al Fondo Monetario Internazionale. Noi non chiederemo proprio niente a nessuno. Entreremo qua dentro, prenderemo un foglio, prenderemo una penna e dichiareremo aboliti i vostri privilegi feudali e coloniali. Signori esponenti del centrodestra, signori esponenti del centrosinistra, signor Mauro Pili che va in giro a difendere gli interessi dei sardi, e che non ti vergogni di aver scritto una finanziaria regionale copiandola dalla Lombardia. Dovresti andare in giro col culo sottoterra e con la testa coperta dalla maschera, e invece vai ancora in giro protetto dai tuoi mandanti, dai tuoi caporali, a far finta di difendere gli interessi del popolo sardo. Non abbiamo bisogno di tutela, ci difendiamo da noi. E due parole prima di chiudere voglio spenderle per i sindacati confederali che hanno addirittura minacciato i lavoratori di non scendere in piazza. Vergogna! Vergognatevi! Fascisti! Amici del potere! Avete fatto chiudere tutte le fabbriche manifatturiere, avete fatto chiudere la Queen, avete fatto chiudere la Legler, avete fatto chiudere la cartiera di Arbatax perché andavate a fare gli spuntini con i padroni. Vergognatevi, ma noi abbiamo memoria lunga, siamo un popolo pacifico, ma ci ricordiamo le vostre facce, e vi delegittimeremo. Vi delegittimeremo perché i sindacati, purtroppo, anche se sono nati per difendere gli interessi dei lavoratori, oggi fanno i pompieri e difendono gli interessi dei padroni, e difendono gli interessi degli speculatori, di chi viene qua, prende i nostri soldi attraverso la SFIRS, prende decine di migliaia di euro attraverso la SFIRS e se ne va via e vende i macchinari e delocalizza in Serbia e vende macchinari ai turchi. Bene, noi questa cosa dobbiamo impedirla. La prossima volta che verranno qua prenderanno i nostri soldi e poi andranno via cercando di delocalizzare. Noi gli diremo: signori speculatori, signori padroni di queste fabbriche, le fabbriche sono nostre, ce le gestiamo noi, i macchinari sono nostri, sono pagati con i nostri soldi, rimangono qua, bloccheremo i camion. Mentre i signori Palomba, i signori Pili, i signori Soru hanno lasciato fare impotenti perché non si poteva fare niente. Non si poteva fare niente. E chi l'ha detto che non si poteva fare niente? Bastava che un presidente di regione si sedesse davanti all'ingresso e sicuramente i camion non sarebbero passati a portare via i macchinari. Ma chi l'ha detto che non si può fare niente? E vado a chiudere ringraziando i pastori, e ringraziando gli agricoltori, ringraziando gli artigiani, ringraziando gli operai che ci hanno insegnato il valore dell'unità del popolo, che ci hanno insegnato che è possibile mobilitare un popolo, che ci hanno insegnato che è possibile bloccare porti e aeroporti e coinvolgere il popolo in un progetto di nuova democrazia.
fino a vedere una Sardegna completamente diversa e completamente nuova rispetto a quella che conosciamo oggi. Sempre in antisi.